Oltre 110.000 persone nell'isola si sono messe in fila ai gazebo per votare alle primarie del PD e anche i siciliani hanno premiato l'ex premier, pur se in maniera inferiore rispetto alle percentuali nazionali. Matteo Renzi ha ottenuto nella terra di Trinacria il 65% dei consensi, mentre in Italia ha raccolto in totale il 71% e nell'Agrigentino la soglia si è abbassata ulteriormente. Renzi si è imposto con 6.190 voti, pari al 59,01% dei votanti, che complessivamente sono stati oltre 10.500. Sul secondo gradino si è piazzato Michele Emiliano con 2.335 voti, la cui percentuale si attesta al 22,26%. Fanalino di coda Andrea Orlando con 1.965 voti, pari al 18,73%. Nella città di Agrigento il PD ha chiamato a raccolta 863 tra iscritti e simpatizzanti, incoronando l'ex presidente del Consiglio con 473 preferenze. Secondo posto per l'attuale guardasigilli e terzo il presidente della Regione Puglia. Lo scarto tra questi ultimi due è stato di appena 14 voti. Poi una curiosità: a Sant'Angelo Muxaro solo 2 votanti si sono presentati al seggio, entrambi hanno scelto Renzi. La maggiore percentuale di affluenza si è registrata a Favara con 1.148 votanti, 578 invece gli empedoclini che si sono espressi. Il circolo del PD, attraversato da tensioni e divisioni durante le scorse amministrative, lo ricordiamo, è uscito dalla gestione commissariale proprio alla vigilia delle celebrazioni delle primarie, con l'elezione del nuovo segretario Aiello. È stato propizio il congresso perché ha incentivato, animato, ha entusiasmato molti cittadini, molti amici, molti compagni. Questo è un segnale molto importante per Porto Empedocle, al di là del voto di Renzi, Orlando ed Emiliano, perché la gente vuole riscattare un voto amministrativo dell'anno scorso e che punta a un rinnovamento vero, serio e reale. Noi già ieri abbiamo detto che ci impegneremo dalla prossima settimana in poi per l'interesse della città di Porto Empedocle. Una festa per la democrazia. Questo è quello che ha bisogno l'Italia, la partecipazione di tutti, una partecipazione vera. Noi diciamo che è il punto di partenza necessario per creare una nuova stagione, dove la politica ritorni ad essere protagonista e che la politica deve assicurare il benessere della gente e della nostra comunità. E soddisfazione per come sono andate le cose nel territorio agrigentino esprime il segretario provinciale del PD Beppe Zambito. Siamo riusciti a garantire i seggi, spiega, in 41 comuni su 43. Le operazioni di voto si sono svolte in modo sereno. È stata una bella giornata di politica, non solo perché abbiamo scelto il nostro segretario, ma anche perché è stata una bella occasione di incontro e di confronto. Una risposta concreta di uomini e donne che non si rassegnano all'antipolitica, conclude Zambito, ma che esprimono ancora passione e impegno civile.